Grazie. Grazie. Grazie Nidi. Cuglieri, 1984, settembre, terza volta. I Nomadi ancora qui, per la seconda volta in questo posto. Per la terza volta Cuglieri, e questo accade nell'anno 1984, a molti anni da quando i Nomadi decisero di mettersi insieme, i Nomadi, un gruppo di ragazzi decise di mettersi insieme per fare un gruppo che poi si chiamò i Nomadi. In tutti questi anni qua abbiamo fatto un sacco di cose, molte cose non le abbiamo fatte. Parleremo di queste e anche delle altre, di quelle fatte e di quelle non fatte, ma soprattutto di quelle fatte perché è quello che noi portiamo dietro sul gobbone, è quello che portiamo dietro sulla gobba, sulla schiena. E per questa serata di Cuglieri del 1984 è con grande gioia, posso dire di avere ancora insieme a me in questa banda di assassini disgraziati il mio amico Beppe Carletto. E con grande gioia, ancora una volta che posso dire che insieme a me su questo palco di Cuglieri del 1984, mentre il mondo sta scoppiando, c'è ancora il mio amico Christopher Patrick Dennis. E con gioia che posso dire che testerà questo palcoscenico come il pavimento di una seconda casa, anzi della prima casa, ancora una volta il mio amico Maggi Umberto Gabriele, che per l'occasione eseguirà senza rete numero 2 inchini, spontaneamente. 1, 2. E con una gioia immensa, che posso dire che nella sala macchine, nel centro della nave, proprio vicino al cuore della nave, al meccanismo, agli stantuffi, ai pistoni, comanda l'elettricità, l'energia, il mio amico Giampaolo Lancellotti. E come sempre a tenerlo in mano il microfono è il mio amico, il loro amico, il vostro amico Augusto D'Olio. Ancora una volta, in mezzo a voi ci sono molti che hanno già visto i Nomadi altre volte dal vivo, altri no, e hanno delle idee molto vaghe come si comporta e come si comporteranno i Nomadi sul palcoscenico e come si comporta di conseguenza il pubblico. Ecco, quelli che non ci hanno mai visto impareranno qualcosa, impareranno a conoscerci e spero a volerci un po' bene. Dopo questa serata probabilmente forse ne verranno altre, ci vedremo ancora perché l'importante è sempre dire arrivederci domani, perché domani deve ancora venire e tutto deve ancora essere inventato, tutto completamente. I Nomadi è solo un'idea ed è appena cominciato. Augusto, Chris, Umberto, Paolo e Beppe, come sempre, con tutta la forza che abbiamo dentro i polmoni, sempre Nomadi! Ha venduto il suo pugnale, capitanoncino manda Wendy a battere sul viale e l'isola è incantata, è già stata lortizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Paperino sta in catena e lavora di grandena. Paperina con passione vende baci a Paperone. Qui qua sono andati via, vanno a rischi dell'autonomia e voi intellettuali ne avete già discusso. A che serve poi menarla con la storia del riflusso? Don Chisciotte non è contento ma lavora in un mulino a vento. Arriva mai 40 ladroni, hanno già vinto le elezioni. Anzi le greche hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Gli stivali delle sette righe pagano le assicurazioni, le scope delle strade, le ha battute l'aviazione. Policini nella CIA gli fanno fare la microspia e voi intellettuali ne avete già discusso, ma che serve poi menarla con la storia del riflusso.
scritte, leva scarpe e mutandine, la matrigna vecchia arpia prende i soldi e mette via, e voi intellettuali non avete mai discusso di come torna l'onda